Gli operatori sono stanchi e non trovano soluzioni. Oltre a un esaurimento fisico, siamo di fronte anche a un esaurimento emotivo. Infatti i dati parlano chiaro, c'è proprio un abbandono delle professioni sanitarie. Chi può scappa. Mi trovo infermieri con una laurea in tasca che decidono di andare a fare i cassieri sul supermercato. Turni fino a 12 ore, a volte 12 giorni consecutivi di lavoro per sopperire alla mancanza di organico. La denuncia arriva dalla UIL di Venezia. Il sindacato si fa portavoce degli infermieri dell'ospedale All'Angelo di Mestre, stremati da una condizione non più sostenibile. Si fa riferimento soprattutto agli infermieri di area medica. L'amministrazione, per garantire la continuità assistenziale, sottopone infermieri anche a 12 ore di servizio continuativo, turni massacranti, continui richiami in servizio. A questo si aggiunge anche il rischio veramente per la salute del personale, ma soprattutto anche quella dei pazienti che sono ricoverati. Qualità delle cure che si riflette anche sulle ore che ogni infermiere può dedicare ai pazienti. Sono gli stessi a lamentare che il tempo è sempre più contingentato e dunque a risentirne è anche il livello di assistenza. Per quanto riguarda le aree mediche, sono previsti 190 minuti, che sono circa 3 ore a paziente al giorno. Una cifra veramente irrisoria. L'hub di Mestre deve avere una taratura diversa rispetto agli ospedali spoke, perché gravitano in quell'ospedale tutti i pazienti più gravi che hanno bisogno di cure particolari. Quello che succede a Mestre non è altro che quello che succede in giro per la regione e anche oltre la nostra regione, perché ci sono situazioni che stanno esplodendo ovunque. C'è un malcontento, c'è una difficoltà e c'è una poca attrattività della professione. Nessuno più vuole fare l'infermiere. Bandito nei giorni scorsi un nuovo concorso per gli infermieri, ma questo, sottolinea il sindacato, non basterà a coprire il turnover. Per l'Ustra Serenissima sono previsti solamente 80 infermieri. Si possono assumere solamente, la Regione ha dato autorizzazione per assumere solamente 80 infermieri, che peraltro verranno assunti di colpo, ma dopo ci sarà la necessità di sostituire quelli che vanno in pensione. A questo si aggiunge anche l'entrata in funzione delle case di comunità. Ci sarà la necessità di riempire questi contenitori, perché per ora è stato semplicemente creato appunto un contenitore, ma se restano scatole vuote significa che è proprio un buco nell'acqua.